Gli ultimi due camion che escono dalla CNC di Pernumia fanno calare il sipario su una vicenda durata oltre 20 anni e che ha segnato profondamente la bassa padovana. Con gli ultimi due carichi di rifiuti pericolosi è stata disinnescata la potente bomba ecologica. Ora, a testimonianza di questa lunga vicenda, rimangono solo i muri dell'ex fabbrica dei veleni. La bonifica era iniziata nel giugno del 2021 e in 2 anni e mezzo sono state smaltite 54.000 tonnellate. Complessivamente stiamo parlando di 46.000 tonnellate per un costo complessivo che è costato alla comunità di 15,7 milioni di euro, in totale 20 anni. Ecco, questa è la storia della CNC. Permettetemi però, visto che ci siamo tutti, perché questo è stato un lavoro davvero di squadra enorme, perché interventi come questi basta che qualcosa non funzioni perché si comprometta tutto l'iter. 15 milioni e 700 mila euro il costo dell'operazione per la comunità di Pernumia. Questa giornata rappresenta la voglia di rinascita di un sito che per anni ha suscitato rabbia e paura. 20 anni di sofferenze, 20 anni che il comune di Pernumia ha sofferto per questa calamità. Spero con questo venga rivalutato e venga rimesso per il vero valore che il comune ha e non per un'associazione a una fabbrica di veleni. La vicenda inizia nel 2000 dopo le segnalazioni degli abitanti della zona preoccupati per il tipo di rifiuti che venivano stoccati nel capannone di via Granze. Siamo rammaricati che in questi anni non sia mai emersa la responsabilità chiara di chi ha prodotto questa situazione e dobbiamo avere anche un approfondimento per capire quali possono essere stati anche i danni in termini di infiltrazione, in termini di inquinamento delle falde, eccetera, che può essere stato prodotto dalla presenza di queste migliaia di tonnellate di rifiuti tossico-nocivi all'interno di questo capannone. L'azienda CNC continuò a operare fino al 2005, quando i carabinieri forestali, su disposizione della magistratura, posero sotto sequestro il capannone, ma i responsabili dello scempio sparirono, lasciando il sito pieno delle montagne nere di rifiuti che oggi finalmente sono state eliminate.